Così non va e Zaia ha chiamato a raccolta i sindaci del capoluogo di provincia del Veneto per decidere il da farsi. Sicuramente nuove restrizioni concentrate nel fine settimana perché la curva dei contagi non scende e le persone sembrano non aver capito che gli assembramenti, oltre ad essere pericolosi, sono vietati per legge. Allora, se noi non abbiamo ben chiaro questi tre interessi, la propria salute, quella degli altri, siccome stiamo parlando di un contagio, e il tema dell'erogazione di servizi sanitari ordinari, vuol dire che non ci siamo. Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia, anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. A noi sono arrivate segnalazioni dappertutto, le foto dei serpentoni dei parcheggi pieni ad Asiago, piuttosto che i blocchi stradali per intasamento stradale per andare nelle Dolomiti, alle città che sono state letteralmente prese d'assalto. I sindaci li ho incontrati anche l'altra volta per l'ordinanza, sento anche da loro quali possono essere le idee, di certo qualcosa bisognerà fare. Però guardate che è una sconfitta, da un punto di vista comunitario è una sconfitta, perché la risposta non può essere non è vietato dalla legge, cioè il buon senso non è catalogabile con una legge. Non è che possiamo fare una legge sull'uso del buon senso, magari si potesse, ne faremmo una sola, no? La pressione in ospedale è notevole soprattutto a Verona, dove saranno ridotte del 30% le prestazioni ordinarie. Rispetto al picco di marzo, abbiamo le terapie intensive più o meno, sono 20 unità in più, scarse, esattamente sono 17 posti in più come marzo, ma i ricoveri in area non critica sono un terzo in più, sono 1000 in più. Da 2000 siamo a 3000. Quindi vedete che non c'è una proporzione sulle terapie intensive, cioè a marzo avevamo più o meno le stesse terapie intensive di oggi con 2000 ricoveri, oggi abbiamo più o meno le stesse terapie di marzo, 17 in più, terapie intensive, ma con 1000 ricoveri in più. E per Zaia il ritorno in classe a gennaio del 75% degli allievi delle scuole superiori è un azzardo considerata la situazione epidemiologica attuale.